Continuiamo a parlare del festival e in questo momento ci concentriamo su Ecofuturo Festival. Con noi il cofondatore di Ecofuturo Festival, Fabio Roggiolani. Fabio, un festival possiamo dire tridimensionale, ha 3 versioni del festival assolutamente innovativa all'avanguardia. Ricordiamo la prima dove si può venire in presenza e si può apprezzare la convivialità e la simpatia oltre agli aspetti tecnici e professionali, lo streaming online quindi che consente di accedere al festival da qualsiasi parte del mondo. Ma Fabio, da alcuni mesi abbiamo una versione ancora più innovativa, se possibile, perché parliamo di realtà aumentata. Esatto, abbiamo la fiera virtuale dove le imprese possono esporre i loro prodotti, dove da tutte le parti si può viaggiare internamente utilizzando il proprio avatar, diciamo è anche un po' gioco, una specie di Second Life in cui si gira per la fiera e ovviamente sta crescendo progressivamente. È già tradotta in 2 lingue, ma può progressivamente diventare appunto un evento di dimensioni mondiali. Come siamo nati 8 anni fa, investendo subito sul concetto dello streaming, non è perché siamo proprio bischeri che si fa la fiera di luglio a Padova, che non è proprio il momento per avere le folle, no? Voglio dire. Le folle le avete online però. Esatto, in questo modo è il periodo in cui la gente è in ferie e quindi ha tempo per seguire gli streaming, per cui abbiamo avuto sempre numeri in crescita e ben prima che il Covid ci colpisse, cioè la nostra idea è che il pianeta deve usare l'incontro per la convivialità, per far muovere molti sensi e quindi per imparare Certo. in maniera esperienziale, ma quando si può lavorare solo di ascolto, di occhio, semplicemente di business, di numeri eccetera, questo si può fare online. Questo anche per ridurre l'impatto ambientale? Sì, pensate che le COP climatiche valgono come un anno, è stato studiato, ovviamente non diamo numeri a occhio, valgono come un anno di consumo di CO2 del Marocco. Se pensiamo all'Expo di Dubai, che è in un posto, come si suol dire, leggermente fuori zona per tutto il mondo, perché ci vai solo con l'aereo, se pensano di portarsi i milioni di spettatori che sono venuti a Milano, faranno una catastrofe climatica. Allora, per quale motivo insistiamo su una dinamica che sappiamo in quale disastro ci sta portando a livello mondiale? Ma l'altra questione è che le imprese non possono reggere un approccio che costa un botto di soldi. Finalmente anche le grandi fiere cominciano ad ascoltarci, cioè cominciano a capire che non possiamo costruire un mondo e distruggerlo in una settimana e in più dire che l'abbiamo fatto per il bene del paese. Cioè smettiamo, le imprese in quel modo avranno molta più competitività. Il fatto che sia l'Italia avere questa ecotecnologia noi ci rende particolarmente orgogliosi. E poi sai, potete entrare in ogni modo, si può entrare certo. in Expo. Peraltro in Ecofuturo Festival le imprese hanno un ruolo preponderante perché la convivialità c'è ed è indubbio, ma poi c'è anche tanta tecnica, tanta professionalità e sono spesso, sempre direi, imprese che guardano in avanti. In questo caso noi abbiamo con noi il Consorzio Italiano del Biogas, Christian Curlisi, direttore. Presento questo consorzio con dei numeri, perché i numeri parlano più di tante parole. 5 miliardi di investimenti, 1600 impianti. Parliamo veramente di un impegno importante che nonostante le difficoltà anche della burocrazia continua ad andare avanti ed evolve proprio nella tecnologia. Ci spieghiamo a casa che cosa fate e qual è l'innovazione. Beh, l'innovazione è molto semplice. Ciò che prima non era valorizzato all'interno di un'azienda agricola perché era uno scarto è diventato nel corso degli anni un valore aggiunto grazie alla tecnologia italiana, perché riusciamo a produrre energia elettrica, da qualche anno biometano per i trasporti, nel nuovo PNRR sarà possibile fare biometano anche per gli usi industriali e soprattutto grazie a questa infrastruttura tecnologica che si chiama digestione anaerobica abbiamo iniziato a produrre un fertilizzante che si può utilizzare anche in agricoltura biologica. Questa in estrema sintesi è che cos'è un impianto biogas. Quindi dagli scarti produciamo energia. E fertilizzante. E fertilizzante. Esattamente sì. Questo in un contesto di economia circolare agricola, perché spesso sentiamo parlare di economia circolare. Questa è una vera economia circolare a base agricola
e grazie a questa innovazione le nostre aziende agricole hanno migliorato nella produzione primaria, quindi nella produzione dei foraggi, e soprattutto grazie al modello biogas fatto bene, che è il modello ovviamente che abbiamo sempre portato avanti, riusciamo a sequestrare CO2 attraverso proprio il nostro sistema, il nostro modello, portando sostanza organica ai terreni e riportando la CO2 nei terreni. E questo è uno degli elementi importanti che ci contraddistingue rispetto anche ad altre fonti rinnovabili. In questo senso il vostro ruolo al fianco dell'impresa qual è? Noi siamo il consorzio nazionale che aggrega le due anime fondamentali, che sono le aziende agricole, quindi i produttori di energia da biogas ovviamente, che installano e realizzano gli impianti biogas, e il mondo dell'industria ovviamente, che realizza e progetta questi impianti biogas. Noi siamo al fianco dei produttori da sempre e ormai abbiamo più di 10 anni di storia, e come tale ci poniamo come stakeholder del nostro settore, Certo. affinché non solo sia un sistema fermo, ma anzi un sistema che va avanti, progredisce e migliora sempre di più. Complimenti, in bocca al lupo e 6 mesi intensi per raggiungere dei grandissimi risultati per il Paese.